Festa 8 marzo con Carmen la sorella, alla presenza anche del questore e del procuratore. Ecco, quale messaggio si lancia oggi dal liceo Empedocle in occasione di questa giornata della donna? Sì, si lancia sicuramente un messaggio importante che va al di là della festa in senso stretto, quindi della ricorrenza che può essere consumistica, melenza o sterile. Qua si sta riflettendo, grazie a questa presenza della nostra cronista, inviata di guerra, giornalista, autrice di romanzi, saggista, Carmen la sorella, come ha detto bene lei, sulla figura della donna in senso generale, ciò che le donne possono fare, ciò che le donne vogliono fare e quello che meritano di fare nella nostra società. Quindi con questo esempio di una donna che ha realizzato tutti i suoi obiettivi e tutti i suoi sogni, imponendosi anche in un mondo prettamente al maschile come può essere quello dei cronisti inviati di guerra, ecco, sta dando un esempio a tutte le nostre studentesse ma anche ai nostri studenti, perché per crescere in questa mentalità è necessario che collaborino sia l'elemento maschile che l'elemento femminile. Quindi è chiaro che, come ha detto bene il procuratore ma anche il questore, si guarda la persona senza identificarla in un genere femminile o maschile, ma semplicemente riconoscendole i talenti, l'intelligenza, l'impegno, la motivazione e le competenze. Ecco, parlare ancora di maschile e femminile credo che sia ormai veramente desueto. Quindi il liceo classico e musicale ancora una volta cerca di far riflettere su questi temi proprio per dare il contributo culturale che è necessario per una società anche migliore e che si migliori chiaramente. Lo scopo di licei come questo è quello di far comprendere quelle che sono i retaggi culturali, di porli in discussione, di abituarvi a pensare. Credo, anche se non l'ho ancora sostanzialmente iniziato a leggere, che il libro della dottoressa La Sorella che oggi ascolteremo sia un libro che non è la narrazione soltanto di una storia, ma che sia un libro che voglia far pensare. Questo almeno mi sembra di avere colto già dalle prime pagine che ho esaminato ieri. E ricordatevi che, tornando alle domande che mi hanno fatto i vostri colleghi studenti poc'anzi, far pensare è lo scopo finale di qualsiasi attività nel campo dell'informazione. Noi siamo utenti dell'informazione non per ricevere solo un indottrinamento, ma per mettere in funzione i nostri neuroni e fare delle scelte che siano consapevoli e libere. Ecco perché l'importanza dell'informazione e del dibattito su qualunque tema, anche su quello che oggi trattiamo, della festa della donna, e se ne tira dietro altri, quelli della violenza di genere, della perdita di chance sui posti di lavoro, della discriminazione salariale, dell'immagine della donna nel mondo dell'informazione come semplicemente donna patinata, dove se sei bella hai una chance e se non lo sei non sei nessuno. Tutti questi temi su cui dobbiamo riflettere finiscono con il contare sul valore che ciascuno di noi dà alla persona dell'altro, alla persona non di sesso maschile o di sesso femminile, ma alla persona. E questo liceo dovrebbe insegnarvi quello che è il ragionamento, la capacità di discernere e il rispetto per qualsiasi persona. Bisogna studiare. E il nostro mestiere, quello del giornalista, è un mestiere che richiede tanto studio. Oggi più di ieri. Sapete perché? Perché è cambiato il mondo e continua a cambiare. Vedete, io oggi sono qui in una scuola, mi dà sempre così un'emozione essere in una scuola, perché ho dei bellissimi ricordi scolastici. Ero una gran rompiscatole ed ero anche un po' allergica alle regole. Buoni con sta forza. Ed ero un po' allergica alle regole, perché fa parte della giovinezza, fa parte, se volete, no? Di un percorso, un po' alla volta impariamo le cose. Per esempio, una cosa importante è aspettare. C'è una scrittrice milanese molto in gamba, adesso mi sfugge il nome, andatelo a cercare. Uno dei suoi ultimi libri è Santa Pazienza, che parla proprio della pazienza delle donne. Che vuol dire avere pazienza? Vuol dire mettersi in una posizione di ascolto, in una posizione di attenzione, in una posizione di cura,
che è qualcosa di fondamentale. In questo le donne sono uniche, straordinarie, al di là dell'imparare, è naturale prendersi cura. E quando ci si prende cura